Rieccoci in diretta con l'approfondimento di Antenna 3, è mercoledì, dunque spazio alla CGIL, parleremo di pensioni, disabilità, vedendo quelle che sono le novità introdotte dalla legge di bilancio. Lo facciamo insieme a Mauro Visentin, CGIL Treviso, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. E lo insieme a Valentina Durante, direttrice provinciale, patronato Inca Treviso, ben ritrovata. Buongiorno, Valentina. buongiorno a tutti. Vi ricordo, lo vedete in sovraimpressione, il nostro numero 0422162832 per fare domande in diretta ai nostri ospiti, preferibilmente inerenti proprio al tema che stiamo affrontando. Mauro Visentin, avevamo già parlato, accennato qualcosa l'ultima volta che ci siamo visti, questa legge di bilancio che poco vi piace, poco vi convince, insomma, qual è la vostra fotografia? La fotografia di una legge di bilancio che non affronta i problemi del Paese, non affronta i temi di vera crisi e criticità del Paese, non mette risorse a disposizione di servizi delle parti più deboli della società e ancora una volta privilegia i più ricchi e chi magari si è fatto lo sconto sul pagare le tasse e su rispettare la collettività sotto l'aspetto appunto della gestione delle imposte. Per cui una legge di bilancio che non affronta nulla e attende probabilmente il periodo elettorale dell'anno prossimo, dove magari ci saranno le regalie, ci saranno come dire, gli aggiustamenti per strizzare l'occhio magari agli elettori. Il problema è che noi abbiamo bisogno di trovare delle soluzioni e delle soluzioni adesso, soprattutto per tutte quelle realtà che stanno soffrendo e per una situazione come dire, nazionale e internazionale che è incerta, ma dall'altra parte perché il Paese non ha saputo affrontare il tema delle politiche industriali, il tema dei servizi e il tema come dire, dei bisogni della gente che ogni giorno come dire, affronta la giornata non sapendo come arrivare alla fine della giornata, no alla fine del mese tante volte. Ecco, ma proprio questo, Visentin, spesso ce lo dicono gli stessi imprenditori, diventa difficile pianificare, organizzare la propria politica industriale, politica imprenditoriale, anche nelle realtà più piccole che poi rappresentano effettivamente il nostro tessuto sociale, di fronte ad un'incertezza nazionale ma anche internazionale, ora lo spettro di nuovi dazi, queste tensioni all'interno della stessa NATO, pensiamo a Stati Uniti e Groenlandia. E chiaramente per chi anche commercia con l'estero, capire come programmare le proprie commesse, i propri ordini diventa una scommessa ogni giorno. Assolutamente sì, e ovviamente non avendo una politica attenta a queste questioni ma che bene o male rincorre posizioni ideologiche non ci aiuta a risolvere i problemi. Una politica che è stata assente a tutti i livelli perché è da tempo che noi lamentiamo un'assenza di una politica industriale nel territorio anche regionale e della nostra provincia. Per cui sarebbe opportuno che ci fosse un confronto vero per affrontare e per provare a mettere in campo una serie di iniziative e di decisioni che possano dare del respiro, della prospettiva a chi lavora e si mette in discussione ogni giorno, lavoratori e anche aziende. Abbiamo una telefonata in linea, pronto? Buongiorno, sono Daniela da Padova. Prego. Volevo sapere, siccome che sto ascoltando Antenna 3 per le pensioni di invalidità, volevo sapere se è valido solo per le pensioni, se sono valide solo per le persone che sono disabili, che hanno problemi, oppure anche per altre. Cioè lei chiede la pensione di disabilità a chi si applica? A che tipologia di utenti viene applicata? Siccome che io prendo una pensione di invalidità di 336 euro. Sì. Volevo sapere di quanto è che, perché è scritto pensione di disabilità, la novità della legge di bilancio.
Ok, adesso è più chiara la sua domanda. Resti in linea, nell'eventualità Valentina abbia bisogno di qualche specifica in più. Valentina. Sì, allora... Intanto se puoi spiegare anche a noi a che cosa si sta facendo riferimento la signora. Assolutamente. Allora la signora, mi pare di aver capito, buongiorno intanto signora, è titolare di una pensione di invalidità civile, rispetto all'importo insomma che ci ha indicato in telefonata. E allora rispetto al titolo invece che vede pensione e disabilità, le novità della legge di bilancio, si fa riferimento a una riforma della disabilità che è già in attuazione dal 1° gennaio del 2025 e a breve, quindi a marzo del 2025, saranno interessati ulteriori 40 province. Se non erro, la signora diceva di chiamare da Padova. Sì. Per il momento la provincia di Padova in Veneto non è ancora coinvolta e non sarà coinvolta nella nuova riforma appunto nemmeno da marzo. Probabilmente scatterà su Padova appunto dal 1° gennaio del 2027. Noi appunto nel corso della puntata andremo a definire insomma quello come cambierà, esatto, e approfondiremo l'aspetto proprio della riforma. Per quel che riguarda signora la sua domanda, la sua pensione diciamo di invalidità civile che già percepisce con i 336 euro al mese di importo appunto erogato dall'INPS, quello diciamo è corretto e si mantiene, quindi non variano gli importi, cambiano eventualmente le valutazioni. La cosa che mi viene da dirle in più, proprio su un aspetto personale, nella specificità di quella che può essere la sua patologia e il suo riconoscimento, è quello di vedere magari attraverso il nostro patronato e la consulenza degli operatori esperti se legata a questa invalidità che lei ha già, quindi con questo riconoscimento che già possiede, se ha la possibilità magari di avere un altro tipo di pensione legato magari alla contribuzione versata piuttosto che all'età, adesso io non so nello specifico quanti anni ha la signora, oppure magari a qualche altra maggiorazione a cui può aver diritto, qualche altra prestazione. Se ha piacere magari di lasciare i suoi recapiti, il suo telefono alla trasmissione, insomma alla redazione, certo, esatto. Poi la contattiamo e magari la mettiamo in contatto con la sede nostra, con i colleghi più vicini alla sua residenza, a cui può fare riferimento per un approfondimento della sua situazione specifica, insomma. Perché io ho fatto la richiesta, la domanda di pensione di aggravamento, siccome che ho dei problemi. E quindi mi hanno fatto sto aspettando la domanda dell'INPS per fare se posso averla oppure no. Ok, allora la signora fa riferimento appunto al fatto che ha chiesto l'aggravamento, no, di questa invalidità civile. Allora, se ha già presentato la domanda amministrativa attraverso un patronato, ora sa che deve attendere la visita della commissione medica, da parte della commissione medica. Su Padova probabilmente avete ancora la prima visita nell'ASL di riferimento e poi all'INPS, piuttosto che appunto una commissione medica integrata tutta all'INPS, ma quello insomma poi lo vedrà nel momento in cui verrà convocata con la raccomandata, con la lettera di raccomandata che arriverà al suo indirizzo di residenza. E successivamente alla visita alla quale lei verrà sottoposta da parte della commissione medica, le verrà inviato il verbale di valutazione e in questo verbale appunto si vedrà se effettivamente rimane la percentuale di invalidità che lei ha già, quindi di cui lei è già titolare, oppure appunto come ha chiesto se quella percentuale lì, quella valutazione medica lì è stata appunto aggravata, quindi si troverà con una nuova percentuale di invalidità civile. Non è scontato e non è detto che una domanda di aggravamento di invalidità civile mi porti poi effettivamente ad una reale condizione, quindi a una percentuale maggiore di un riconoscimento di invalidità civile. È una valutazione strettamente sanitaria e quindi medica.
Lei sa che appunto all'interno delle sedi del patronato INCA trova anche la competenza degli operatori esperti che possono darle appunto la consulenza sui verbali di valutazione dell'invalidità civile stessa. Quindi il consiglio appunto che mi sento di darle è quello proprio di far riferimento al patronato INCA, oppure insomma dove si è rivolta per presentare la domanda, per chiedere appunto la lettura corretta dei verbali, perché spesso insomma sappiamo che dietro a un riconoscimento, a un mero numero, a una semplice percentuale, voglio dire, si può nascondere magari qualche altro diritto, qualche altro beneficio che magari non si sa, a cui si può aver diritto appunto, insomma. Ecco, insomma, signora, il consiglio è quello di rivolgersi appunto ad un patronato INCA in modo da avere tutto il quadro ben generale della sua situazione e vedere insomma quelle che potrebbero essere poi le opzioni. Grazie signora per averci chiamato, in bocca al lupo, buona giornata. E Valentina, quali sono le novità della legge di bilancio 2026, con un focus poi naturalmente su un tema che chi più o meno sente vicino, noi lo sentiamo molto lontano, quello delle pensioni. Delle pensioni, esatto. Lo accennava appunto prima Mauro, la legge di bilancio purtroppo è una legge di bilancio che non sta portando nulla di buono e che anzi ha disatteso tutte le aspettative o comunque anche gli slogan che negli ultimi mesi, nell'ultimo anno, insomma da sempre sentiamo dire, no? Penso ad esempio al superamento della famosa legge Fornero, che ricordiamo è dal 2011, che comunque è con noi e fa parte del nostro ordinamento, certo, e delle nostre e del nostro lavorare quotidiano rispetto a quello che sono le pensioni e i requisiti pensionistici. È una legge sicuramente ingiusta e inadeguata, non ha portato le giuste risposte ai lavoratori ed anzi è una lettura piuttosto dura, ma è quella che è la realtà. L'accesso alla pensione si allunga sempre di più. Le novità della legge di bilancio rispetto alle pensioni quali sono innanzitutto? Sono purtroppo che non esistono più le misure di flessibilità in uscita rispetto appunto all'accesso alla pensione, ovvero l'opzione donna, quindi la possibilità di accedere alla pensione prima rispetto alla pensione anticipata legata al requisito contributivo puro ordinario, non esiste più perché è stata cancellata definitivamente. Non esiste più la possibilità di uscita attraverso il regime flessibile delle quote, quindi nemmeno la quota 103 esiste, è stata cancellata e di fatto la novità con cui noi oggi ci troviamo a fare i conti, a preparare le consulenze previdenziali per i lavoratori che quotidianamente troviamo ai nostri sportelli, qual è? Quella che di fatto si mantengono i requisiti ordinari appunto di accesso alla pensione, quindi di uscita dal mondo del lavoro, che sono esattamente quelli determinati fin dai tempi della legge Fornero, quindi del 2011, anzi inaspriti ed aumentati perché dal 2027 si parla appunto di un aumento di un mese rispetto ai requisiti contributivi e di età, quindi 42 anni e 11 mesi per l'accesso alla pensione, di requisito che devo maturare per accedere alla pensione anticipata, quella legata diciamo alla contribuzione versata per gli uomini, e 41 anni e 11 mesi per le donne. Nel 2026 sono ancora 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Per la pensione di vecchiaia invece, cioè la pensione che ti permette di uscire dal mondo del lavoro o comunque di accedere al requisito pensionistico con un minimo di 20 anni di contributi e l'età anagrafica che tu appunto devi compiere, diciamo, non sono più 67 anni, ma sono appunto 67 anni e un mese. Il secondo inasprimento che insomma ci hanno già detto, definito e su cui stiamo già facendo i conti e li dovranno fare tutti i lavoratori, è appunto quello del 2028, perché nel 2028 si parla di ulteriori 2 mesi di aumento dell'aspettativa di vita, sia legato alla speranza di vita appunto della vecchiaia che nel requisito della anticipata, la pensione appunto come si diceva prima con la contribuzione versata. E quindi appunto nel 2028 si andrà in pensione per gli uomini con oltre 43 anni di contributi, perché ne serviranno esattamente 43 anni e un mese.
42 anni e un mese per le donne, più la finestra che sono appunto di 3 mesi. Quindi 3 mesi di finestra che ci sono sempre stati e continuano ad esserci, e l'inasprimento dei 2 mesi in più per il 2028 e il mese in più per il 2027. Insomma, è una condizione veramente complicata che vede appunto, come si diceva prima, il non raggiungere più, no, questo accesso alla pensione, questa uscita dal mondo del lavoro, quindi si allunga sempre di più questa possibilità, insomma. Ci sono ulteriori opzioni di accesso prorogate dalla legge di bilancio 2026? Allora, in realtà la proroga fa riferimento a quella che è l'APE sociale, così conosciuta, che non è una vera e propria pensione, ma è appunto un anticipo pensionistico. Un anticipo pensionistico che anche qui si è vista confermata, ma diciamo ulteriormente irrigidita, perché il requisito appunto dell'età anagrafica per accedere all'APE sociale è e sarà insomma di 63 anni e 5 mesi. E una serie di condizioni legate alla contribuzione versata, perché ci sono comunque dei paletti, no, per accedere all'APE sociale. Quindi non è che un lavoratore deve aver maturato i 30 anni, i 36 o i 32 di contributi e i 63 anni e 5 mesi di età per accedere all'APE sociale. No, non basta questo. Devo essere anche in una delle condizioni previste dalla norma, dal legislatore, e quindi essere appunto un lavoratore con un'invalidità civile già riconosciuta almeno del 74%, oppure essere un lavoratore caregiver, quindi che si occupa dell'accudimento insomma di un familiare disabile con la legge 104 articolo in gravità, quindi con l'articolo 3 in comma 3, oppure appunto il lavoratore disabile, l'abbiamo già detto, o essere appunto un lavoratore licenziato o disoccupato. Quindi non bastano i requisiti anagrafici e contributivi, ma ci sono insomma delle altre condizioni a cui si deve attendere per accedere all'APE sociale, che di fatto è l'unica proroga e conferma che abbiamo avuto dagli anni precedenti. I precoci continuano a mantenersi, quindi la possibilità di uscire anche qui a determinate condizioni dal mondo del lavoro con 41 anni di contributi, ma di fatto insomma è poca cosa rispetto alle riforme strutturali a cui si tende e si spera sempre, insomma, e su cui ci si batte da sempre. Abbiamo un altro telespettatore o telespettatrice al telefono. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono la signora Rosa da Mogliano Veneto. Prego. Volevo fare una domanda alla dottoressa Valentina. Mio marito è invalido al 100%, è riconosciuto ancora a giugno, solo che ha 80 anni e cioè il verbale che mi è stato inviato, oltre ad aver ottenuto la 104 per lui, mi dicono anche che anche se è al 100% non ha diritto a nessun pagamento di prestazione. Pagamento, sì, nessun pagamento, né accompagnatore né niente. Volevo sapere perché hanno scritto così e cosa posso fare magari per avere un accompagnamento, perché 80 anni, insomma, lui non riesce a fare più niente, io lavoro ancora e quindi insomma è un problema, insomma. Certo. Volevo capire come fare. Va bene? Grazie. Grazie signora Rosa, grazie. Prego Valentina. La ringrazio della domanda, signora, perché ci permette anche di parlare appunto dell'indennità di accompagnamento e di come si differenzia da quella che è la semplice cosiddetta insomma invalidità civile. Allora, che cosa accade? Che nell'invalidità civile di fatto ci possono essere 2 tipi di valutazioni e quindi 2 tipi di prestazioni economiche poi alla fine erogate dall'INPS, no? Allora, l'invalidità civile ha un riconoscimento medico e sanitario di percentuali che va appunto da un minimo del 74% fino ad un massimo del 100%, l'invalidità civile totale.
questa percentuale, quindi dall'AL su questo range, mi dà la possibilità, insomma, questa percentuale di riconoscimento di aver diritto alla prestazione di invalidità civile, che sono appunto i famosi 300 e rotti euro di cui si parlava anche nella telefonata precedente con la signora di Padova, a condizione però che la mia età, ok, quindi che l'età del disabile, l'età anagrafica, sia appunto nel range tra i 18 anni, diciamo, e massimo 67 anni di età. Ora, che cosa accade? La signora di Mogliano ci diceva al telefono che il marito ha 80 anni. Esatto. Ed ha un riconoscimento 100%. del 100%, che è il massimo effettivamente del riconoscimento sanitario per l'invalidità civile. Che cosa accade però? Che sopra i 67 anni di età la norma ci dice appunto che ti viene riconosciuta e quindi pagata dall'INPS soltanto la prestazione quale indennità di accompagnamento. Ora, l'indennità di accompagnamento che cos'è? È una situazione aggravata, quindi più grave rispetto a quello che è il riconoscimento del 100%, cioè è un in più rispetto appunto al 100% di invalidità civile già riconosciuto, ovvero devo essere, cioè il soggetto invalido, il soggetto che ha già in questo caso il riconoscimento del 100%, deve essere inoltre riconosciuto l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani e svolgere gli atti quotidiani della vita, no? O l'impossibilità a deambulare, cioè ci sono delle determinate caratteristiche che vanno oltre a questo 100%, che permettono appunto di avere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, che sull'aspetto invece della prestazione economica non ha nessun limite di reddito rispetto all'invalidità civile ed aumenta anche nell'importo, perché anziché 330 euro si passa insomma a 520-27 per l'anno 2026. Detto questo, signora, quello che mi sento di dire è questo: si può chiedere un aggravamento di quel 100% di invalidità civile già riconosciuto. Si può chiedere sicuramente nel momento in cui però, quindi qualora il medico di medicina generale, il medico di famiglia che vi assiste, ritenga che ci sia la condizione appunto di salute e medica del marito utile a chiedere un aggravamento stesso, no? Anche qui il consiglio che mi viene di dare è questo: se vuole, non so se c'è ancora la possibilità di lasciare un riferimento in redazione, certo, la contattiamo e le spieghiamo magari passo passo poi come agire rispetto all'aggravamento che si può chiedere. Diversamente faccia pure riferimento alla nostra sede di Mogliano Veneto, ci trova in via Matteotti, grazie Mauro, oppure appunto chiami le nostre sedi, il numero unico 0422 40 91, le rispondiamo e le possiamo fissare un appuntamento proprio di consulenza rispetto al tema e per entrare anche nello specifico della sua condizione. Grazie Valentina, noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, spazio della CGIL, stiamo parlando di legge di bilancio, di pensioni e disabilità, insieme a Valentina Durante e a Mauro Visentina, al quale chiedo, nelle vostre manifestazioni voi dite sempre riportiamo i lavoratori al centro della politica, al centro dell'attenzione. Si è arrivati a questo obiettivo? Assolutamente no. Noi per la precisione diciamo riportiamo il lavoro al centro dell'attenzione e diamo un ruolo ai lavoratori. Molto spesso questo non succede, anzi i lavoratori vengono chiamati in causa soltanto quando ci sono i problemi, per dirgli guarda adesso sei un problema. Prima eri una risorsa, adesso sei un numero e in quanto numero magari sei anche un esubero. Ora, rispetto a questo io credo che appunto bisogna riportare il lavoro al centro della discussione e dare un valore al lavoro e che non diventi una merce che è possibile
come dire, trattare come qualsiasi altra merce, ma deve essere appunto un valore e in quanto tale va caricato del significato e di tutte quante quelle come dire, peculiarità che dopo diventano un problema o una soluzione per la società. Poi le chiedo politicamente che cosa voi chiedete che venga effettivamente fatto. Prima però abbiamo un altro telespettatore in linea. Pronto? Buongiorno. Pronto? Non c'è? Allora, Mauro Visentin, alla luce di questi elementi, che cosa politicamente si fa e non si è ancora fatto? Non si fanno gli investimenti che servono per riportare il lavoro e i lavoratori dentro a una situazione che è in continua evoluzione. Faccio un esempio. Stiamo parlando sempre più spesso di intelligenza artificiale. Sì. L'intelligenza artificiale si dice porterà via dei posti di lavoro. Perché? Perché ci sarà, come dire, ci saranno dei robot, ci saranno dei computer che faranno il lavoro delle persone che oggi sono nei luoghi di lavoro, non solo dentro in fabbrica, in catene di montaggio, ma anche dentro agli uffici e dentro a, come dire, tutta una serie di luoghi di lavoro. Ecco, noi vogliamo discutere di queste cose e vogliamo che se c'è uno strumento che migliora le prestazioni del lavoro, non ricada come dire, il beneficio soltanto nei confronti delle aziende, ma che magari si parli anche di beneficio nei confronti dei lavoratori, che si provi a rimodulare l'orario di lavoro, che si provi a parlare di formazione e che si metta nelle condizioni chi va al lavoro di avere, come dire, le responsabilità, ma anche i benefici della tecnologia che avanza e che incede nel mondo del lavoro. Ecco, tutta questa discussione, che è una discussione che dovrebbe essere già stata iniziata da tempo, ce la troveremo addosso a discutere come problema e non come risorsa. Ecco, noi pensiamo che se un paese pensa al lavoro come risorsa e come valore, non lo può fare con la modalità di affrontare all'ultimo minuto il problema. Dovremmo aver ripristinato la telefonata. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Posso parlare con la Valentina? Prego, è tutta sua, a sua disposizione. Buongiorno, io sono Fabrizio da Due Ville e io ho una disabilità di 70% e lavoro su un'azienda con la disabilità, però mi hanno assunto purtroppo che non seguono le mie regole, cioè io devo stare seduto e sono sempre in piedi. Mi manca 3 anni per andare in pensione e purtroppo non ce la faccio andare avanti. Sono più il tempo che sto a casa malato che non fa il lavoro. E avete bisogno di altri... Prego Valentina. Sì, allora quello che mi sento di dire appunto è, vista la situazione anche delicata, esatto, legata insomma all'aspetto lavorativo e del suo lavoro e del suo posto di lavoro, è quello sicuramente di fissare un appuntamento nei nostri uffici per valutare nello specifico e con tutta insomma la delicatezza del caso e la precisione del caso, anche quella che è la sua condizione lavorativa, che si interseca appunto con la questione di salute dell'invalidità civile che ha già riconosciuta. Mi pare di aver capito che ha un 70% di invalidità civile. 70%. Esatto, esatto. Allora, giusto per darle l'informazione, ma insomma anche in via generale, già con il 46% di invalidità civile riconosciuta, il lavoratore disabile può avere accesso all'iscrizione alle categorie protette, no? E quindi degli accomodamenti ragionevoli che l'azienda, il datore di lavoro, dovrebbe comunque mettere in campo per far fronte a questo tipo di condizione. È una situazione appunto che bisogna verificare nello specifico, appunto perché bisogna entrare nell'aspetto lavorativo, quindi qui non si va solo
semplicemente a parlare in via generale di norma, di legge appunto, di normativa, di quello che prevede, di quello che non prevede. Bisogna entrare nello specifico della sua attività, della sua mansione, del suo contratto di lavoro, e quindi sicuramente bisognerà fare riferimento appunto anche a un funzionario sindacale che si occupa del suo settore, ma appunto per essere più certi e precisi in quella che è la consulenza, insomma, da darle. Quindi anche per lei, insomma, mi viene da dire, lasci pure il contatto, la chiameremo per farci insomma una prima chiacchierata telefonica e per metterla in contatto con i nostri colleghi alla sua sede di residenza alla sede CGIL più comoda rispetto alla sua residenza. Non mi sento di dare ulteriori anche risposte. Perché poi entriamo troppo nello specifico e quindi credo che in forma riservata sia più corretto affrontare la tematica anche in modo più preciso e approfondito. Va bene, Grazie. il numero lo lascio in redazione. Certo, sì, adesso ai colleghi che sono in regia lasci pure il suo numero, poi noi daremo tutti i numeri raccolti a Valentina e a Mauro. Grazie davvero, in bocca al lupo, buona giornata. Sì, buona giornata. Torniamo a parlare di pensioni, Valentina. Quando la pensione non è poi più così lontana, ma si avvicina, che cosa deve fare un lavoratore? Quindi prima effettivamente di arrivare alla pensione. Allora, e quanto prima deve muoversi un lavoratore anche per capire la propria situazione, la propria posizione contributiva assicurativa. Esatto, allora diciamo che mentre una volta potevamo dire quando ti mancano 3, 4 anni, 5 anni inizia a vedere, inizia a capire, ora diciamo no, non ci sono più scadenze, non ci sono più termini, non ci sono più un prima e un quanto tempo prima. Certo. Bisogna farlo in maniera diciamo ogni 2 anni, insomma cadenziata, così come si dice, perché effettivamente le carriere sono sempre più discontinue, il lavoro è precario, il mondo del lavoro insomma è cambiato, e quindi verificare la propria posizione assicurativa e quindi contributiva e andare nello specifico a vedere se il periodo contributivo, se il periodo di lavoro è stato accreditato con il versamento della contribuzione, con il versamento appunto dell'imponibile previdenziale corretto, e se ci sono in caso vuoti contributivi, buchi appunto nell'estratto contributivo INPS da sanare, bisogna farlo insomma per tempo, e quindi non attendere la data diciamo a ridosso della presunta uscita dal lavoro, quindi l'accesso alla pensione, ma prendersi appunto per tempo, anche perché c'è tutto un aspetto della partita della contribuzione figurativa legata appunto alla contribuzione per la maternità, quindi i congedi parentali, il congedo obbligatorio di maternità, piuttosto che la malattia, piuttosto che la NASPI, la disoccupazione, le casse integrazioni, cioè ci sono tanti aspetti che entrano e tante tipologie di contributi che entrano nella storia dell'estratto contributivo di ogni lavoratore e meritano la giusta attenzione, il giusto approfondimento e la giusta verifica, e la possibilità eventualmente nel caso anche di riscattare dei periodi di contribuzione, ad esempio figurativa. Mi viene in mente magari il riscatto che è un po' più alla portata di tutti anche proprio in termini di conoscenza, che è quello legato agli anni di istruzione di laurea, e quindi anche lì valutare ma conviene, ma non conviene, che cosa comporta riscattare, penso al riscatto di laurea agevolato piuttosto che ordinario, cioè ci sono tanti aspetti da valutare e verificare per tempo, anche entrando semplicemente nella propria posizione INPS attraverso l'intermediazione appunto di professionisti autorizzati come appunto i patronati, ma anche da sé dare un occhio alla propria posizione contributiva INPS o delle casse libero professionali, perché non dimentichiamoci che nelle nostre carriere discontinue tantissimi lavoratori oramai non versano più soltanto all'INPS, ma anche a tante casse libero professionali. Verificare appunto se c'è il versamento, se la contribuzione effettivamente è versata, e qualora ci si rendesse conto che effettivamente manca qualcosa, cioè è sfuggito, non risulta, c'è un dubbio, si può verificare e abbiamo tutto il tempo, e magari non siamo neanche entrati nei termini di decadenza o di scadenza, per cui si riescono anche a recuperare le posizioni in maniera più semplice, insomma, mi viene da dire. Guardando questa vostra campagna, chiedo anche alla regia di inquadrare questa immagine.
il consiglio è quello di affidarsi appunto a degli esperti, perché con un click, come dice questa campagna, si rischia poi di perdere alcuni diritti, alcune tutele che invece ci spetterebbero. Certo, assolutamente, si rischia di perdere perché la previdenza è una materia complicata che entra nello specifico delle posizioni assicurative e contributive di ogni lavoratore, di ogni persona, ed è una materia ostica e che cambia, mi viene da dire, basta vedere insomma con la legge di bilancio che abbiamo presentato un pochino in sintesi anche oggi, cambia repentinamente, quindi quello che magari abbiamo detto in consulenza l'anno scorso non è più quello che ci troviamo o possiamo continuare a dire magari quest'anno o in previsione. Perché? Perché appunto i cambiamenti sono tanti e sono repentini, e questo appunto è il consiglio di mettersi nelle mani di esperti, di professionisti, perché non è più l'accesso alla pensione come poteva esserlo fino appunto a 3, 4, 5, 10 anni fa. 40 anni di contributi, 60 anni di età, indicativamente so che devo raggiungere quello e accedo alla pensione. Oggi è tutto molto più complicato e soprattutto appunto, come abbiamo visto, ci sono questi requisiti che si allungano sempre di più, e cercare magari di vedere, o comunque nella consulenza possono esserci delle maggiorazioni a cui si pensava di non aver diritto, che ti possono permettere di anticipare e quindi l'uscita e quindi l'accesso alla pensione. Insomma, secondo me può far comodo a tutti, ecco. Adesso Valentina, torniamo a parlare di questa riforma della disabilità. Ne abbiamo accennato prima con la telespettatrice da Padova. Da marzo 2026 40 province, se non ricordo male, entreranno in questa sperimentazione. Tra queste province c'è anche la Marca Trevigiana. Di che cosa si tratta? Allora, è una riforma, appunto quella della disabilità, come si accennava anche prima nella telefonata, che fa riferimento e trova attuazione rispetto a una direttiva dell'ONU del 2006 sui diritti delle persone disabili. È una riforma che segna un passaggio epocale da quello che abbiamo sempre conosciuto finora, e a cui abbiamo fatto accenno insomma anche nelle telefonate precedenti rispetto alle valutazioni dell'invalidità civile, con le percentuali, con la legge 104, con i riconoscimenti, perché segna il passaggio appunto da una visione puramente medica e definita da una percentuale a un modello che lo definiscono con questo parolone, diciamo, biopsicosociale, nel senso che l'intento del legislatore non è più quello soltanto di andare a definire un riconoscimento, una valutazione di percentualistica rispetto a quella determinata patologia, ma è quello appunto di andare a identificare quelli che sono i bisogni per diciamo rimuovere gli ostacoli che può vivere insomma la persona disabile, la persona fragile di fatto. E quindi è una riforma epocale, in primis per lo svolgimento di quello che sarà tutta appunto la presentazione della domanda, nel senso che dal 1° marzo ci sarà anche Treviso tra le province sperimentali, assieme nel Veneto a Venezia, Verona e Vicenza, che è già partita a settembre del 2025, quindi insomma ci siamo quasi tutti, manca ancora qualche provincia, e che vede appunto che cosa? Vede questa sostanziale riforma innanzitutto nella presentazione della domanda, perché mentre oggi la domanda amministrativa viene presentata attraverso il patronato, diciamo, l'intermediazione, no, di soggetti autorizzati quale i patronati, domani, cioè dal 1° marzo 2026, per le province sperimentali, quindi non per tutti, ma soltanto per chi entra nella sperimentazione, la domanda amministrativa non andrà più presentata in un momento successivo, ma nel momento in cui il medico certificatore, che potrebbe, ma non è detto che coincida con il medico di famiglia, di medicina generale esatto di base, presenta e redige questo nuovo certificato medico, quel certificato medico lì vale anche come domanda amministrativa. Quindi nello stesso momento il certificato, diciamo, si invia e arriva direttamente all'INPS, che procederà con una valutazione cosiddetta di base.
Quindi questa è la grande, diciamo, è il grande cambiamento per cui dobbiamo informare, insomma, tutti i cittadini. Se ne sta parlando pochissimo, se ne sta parlando sempre troppo poco, perché? Perché una cosa è il modello che è stato definito e generato, appunto, creato dal legislatore, definito insomma dalla norma, e una cosa invece è l'attuazione che si va poi a dare nel concreto, nel territorio a questa norma, perché di fatto mancano ancora tantissimi decreti attuativi. E quindi che cosa accade? Che per un primo momento gli attori coinvolti in questa riforma della disabilità, che sono innanzitutto appunto i medici certificatori, l'INPS e gli ambiti territoriali sociali con le case di comunità, effettivamente insomma ancora mancano, penso al nostro territorio trevigiano. Per cui si sta entrando dal 1° marzo in questa riforma appunto cosiddetta epocale, perché cambia tanto e cambia tutto, ma è chiaro ed è inevitabile insomma che questo cambiamento ci sarà gradualmente rispetto a quella che sarà la valutazione di base. Un altro cambiamento importante è quello legato alla commissione medica, no? Che ti va a valutare, che ti va a visitare. Oggi noi nel nostro territorio trevigiano siamo abituati appunto ad avere la commissione medica degli invalidi civili collocata all'interno delle ASL, che fa una prima valutazione e redige un certificato, un verbale provvisorio. Trasmesso poi all'INPS, che lo rende definitivo confermando o modificando quella che è la valutazione. Domani invece, cioè dal 1° marzo, l'unico ente accertatore della nuova, diciamo, invalidità è l'INPS. Quindi tutte le commissioni, ci saranno nuove commissioni mediche all'interno appunto dell'istituto stesso e sarà tutto provincializzato. Quindi non esisteranno più la ASL di Asolo, Pieve di Soligo, Treviso con la Madonnina, eccetera. Tutte queste ASL, appunto, queste commissioni mediche, diciamo, vengono un po' defilate, sempre che questo appunto prenda attuazione, e l'unico ente accertatore sarà l'INPS a livello provinciale trevigiano con le nuove commissioni mediche. 2 chiarimenti al volo, Valentina. Diceva il certificato medico automaticamente, quindi il paziente, la persona non dovrà far nulla, cioè sarà una cosa automatica, il medico emette il certificato e questo automaticamente arriva all'INPS. Esatto, è proprio così. Il medico redige il nuovo certificato medico, che non è più quello che abbiamo conosciuto finora, ma è un modello appunto nuovo, dal 1° marzo 2026, e quel certificato medico lì vale anche come domanda amministrativa e in automatico da quell'invio del medico di base arriva appunto anche all'INPS. La cosa importante e che noi dobbiamo continuare a ribadire e ad informare le persone è quella di comunque fare riferimento e accertarsi attraverso un patronato, quindi rivolgetevi alle sedi del patronato INCA, alle sedi CGIL, nel momento in cui avete il certificato medico compilato dal medico di base. Perché? Perché manca sempre un passaggio che è quello dell'invio all'INPS dei dati reddituali e dei dati socio-economici. Quindi alla fine l'istituto, l'INPS, per andare poi a pagare la prestazione di invalidità civile, di indennità di accompagnamento, di indennità di frequenza, se stiamo parlando di minori, comunque ha necessità di avere una serie di dati, quali il codice IBAN del proprio conto corrente, i dati sui ricoveri legati appunto alla persona disabile, il dato sul proprio reddito, che comunque bisogna indicare all'INPS attraverso un invio di una domanda che sarà più semplice di prima, quindi una cosa probabilmente anche più veloce, ma va fatto. Quindi il passaggio 1 da non dimenticare è quello sicuramente del medico certificatore, e il passaggio 2, che può essere fatto anche in maniera contestuale, il passaggio appunto con l'invio del dato socio-economico all'INPS attraverso appunto il patronato. Ho un'altra domanda poi al volo da farle, siamo quasi in chiusura, però abbiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Roberto da Padova. Prego. Volevo capire, perché a me è successa una cosa un po' strana.
Io nel 2021 dovevo andare in pensione e in quei ultimo trimestre l'INPS mi ha chiamato in revisione della mia invalidità ben 3 volte in 3 mesi, portandomi dall'80% al 74% e poi al 67%. E la risposta non è arrivata entro il 31/12, ma per farmi saltare un anno è arrivata a fine gennaio. La risposta è stata perché loro hanno ricevuto l'ordine dall'INPS centrale di Roma di declassare tutte le persone invalide che dovranno andare in pensione, portandole alla classificazione più bassa. Io sono andato con 5 patologie gravi, di cui un triplice bypass coronarico subito 15 anni fa. Loro mi hanno detto che nell'ultima visita che avevo fatto nel 2021, all'inizio del 2021, era scritto revisione no. Io ho chiesto spiegazioni e mi hanno detto: ma questa è una cosa che è a discrezione dell'INPS. Avendo noi ricevuto ordine di declassare maggiormente più persone per avere meno problemi nella classificazione di invalidità. Io sono andato in pensione 1 anno e mezzo dopo. Vi risulta questo? Perché io l'ho letto sul sito dell'INPS. I CAF non mi sapevano dare una risposta. L'unica risposta che mi è stata data è stata nella lettera quando io dovevo andare in pensione, e mi è stato risposto in espresse parole scritte: noi siamo l'ente erogatore della sua pensione e noi decidiamo quando lei potrà andare in pensione. I CAF non hanno nessuna, o qualsiasi altro ente che la seguirà, non hanno nessuna, come si può dire, adesso mi sfugge, competenza per determinare il tempo e l'importo della sua pensione. Io addirittura adesso, in teoria, ma anche in pratica, ho avuto un aggravamento per altre 2 patologie gravi e il CAF mi ha detto assolutamente di non fare nessuna richiesta perché verrei declassato dall'attuale 75%, verrei declassato, non aumentato, ma verrei declassato sotto il 67%. Io la ringrazio, io purtroppo ho davvero pochissimo tempo e non so se sia sufficiente a Valentina a rispondere, o se il consiglio sia sempre quello di rivolgersi, di lasciare il numero. Assolutamente. Mi prendo questa responsabilità, sì, Valentina, sì. E verrà contattata direttamente da Valentina, certo, in modo da ricostruire tutta la sua situazione e valutare quella che è effettivamente ci permette anche magari di approfondirla e di entrare nello specifico della posizione effettiva. Perché altrimenti rischiamo di semplificare alcune notizie che le sono arrivate, e invece è più corretto vedere effettivamente quella che è la situazione con tutti i documenti in mano e poi darle una risposta più certa. Valentina, al volissimo, questa riforma riguarda chiaramente per le nuove disabilità, per i vecchi, invece i vecchi certificati non sono dunque più validi, è necessario rifare i certificati per le vecchie disabilità? Allora, il certificato in realtà è valido, il certificato inteso come certificato che mi permette di inviare la domanda amministrativa. Okay. È valido, ma è valido e sarà valido fino al 28 di febbraio, perché dal 1° di marzo Treviso, Venezia e Verona, con Vicenza che è già partita, è in sperimentazione, quindi parte tutta la nuova procedura. E quindi andranno rifatti in qualche modo. Esatto. Perfetto. Purtroppo avevamo altre cose da affrontare, ma ci sarà spazio. Grazie a Mauro Visentin, CGIL Treviso, grazie a Valentina Durante, direttrice provinciale Patronato INCA Treviso. Grazie a voi per averci seguito, la nostra programmazione continua, e poi alle 16:15 il film C'era una volta a New York. Grazie ancora per averci seguito, buon pomeriggio.